Amici di Radio Guest, buon fine settimana e ben ritrovati con un nuovo ospite. Abbiamo Giuliano Biasin della cooperativa Esibirsi. Giuliano, benvenuto. Ciao Igor, ciao a tutti. Benvenuto Giuliano, un amico, ci siamo conosciuti tanti anni fa in discoteca, anche lui fa ancora il vocalist, credo, o non lo fai più perché sarai impegnatissimo. Com'è la tua situazione? Dai, ci scappa. Ogni tanto ci facciamo rapire un po' della nostra passione. Allora, stiamo parlando di Esibirsi, questa cooperativa che dà la possibilità appunto di esibirsi a tantissimi artisti, ma Esibirsi, che cos'è in realtà? La cooperativa Esibirsi è nata ormai 18, quasi 19 anni fa, è una cooperativa di artisti. Siamo credo la più grossa in Italia a livello numerico perché vantiamo circa 4.300 artisti da tutta Italia ed è una struttura dove gli artisti si uniscono, fornisce il servizio di regolarizzazione fiscale contributiva prima di tutto, poi anche a livello consulenziale agli artisti per farli andare ad esibirsi in regola, quindi agibilità ex emple, versamento dei contributi, emissione della fattura elettronica, tutela assicurativa, come avere una partita IVA con uno studio legale, uno studio contabile, uno studio amministrativo, consulente del lavoro, tutto a portata di mano con un costo limitatissimo annuale. Esatto, come quando nasce un bambino. Deve avere il codice fiscale, deve essere iscritto all'anagrafe, deve farsi la carta d'identità perché per essere considerato, per esistere, deve essere in regola. Dico bene o dico sbagliato? Bravissimo, hai fatto un bellissimo esempio, anche perché abbiamo visto anche in questo periodo di difficoltà che è riuscito ad avere degli aiuti anche a livello ministeriale solo chi era visibile, quindi chi era in regola, ha fatto le sue giornate lavorative versando i contributi è comunque in regola, perché se sei in regola sei visibile, se lavori, fai parte del lavoro sommerso cosiddetto, sei invisibile anche agli occhi di chi potrebbe aiutarti, quindi non hai diritti fondamentalmente. Certo, oltre a far del male a questo settore che dà da mangiare a tantissima gente e a tante famiglie. Invece la situazione dal mese di marzo fino adesso, il 2020 è stato caratterizzato dal Covid, non si poteva e non si può e non si deve fare assembramento. Noi lavoriamo in un settore che fa assembramento, quindi siamo stati il settore più che ne ha pagato le conseguenze sicuramente più grosse. Com'è la situazione dal tuo punto di vista? Siamo sicuramente il settore che ha pagato il prezzo più caro e sarà anche il settore che tornerà alla normalità, detto proprio completamente normale, per ultimo fondamentalmente. E la parola assembramento, che per noi è un valore di unione, condivisione, il pubblico, il calore, eccetera, è diventata un termine negativo, no? La Movida, ormai la Movida è associata addirittura ai musei. Da fine febbraio in poi c'è stato un'altalena fondamentalmente di decreti, un susseguirsi di decreti che hanno imposto limitazioni, poi hanno riaperto un po', poi hanno richiuso di nuovo, poi hanno riaperto ancora un po', poi hanno richiuso di nuovo. Sicuramente i nostri soci, come tutti i lavoratori dello spettacolo, c'è chi non ha proprio più lavorato, pensiamo alle orchestre di liscio, perché chi lavora con il ballo purtroppo non ha poi più potuto lavorare perché era proibito il ballo di coppia, per capirci. Poi c'è chi invece è riuscito a fare qualcosina in qualche periodo in cui era possibile farlo, e come cooperativa abbiamo proprio cambiato fondamentalmente, ho spostato l'attenzione dei nostri servizi, che permane il fatto di regolarizzare gli artisti che possono ancora lavorare. Anche in questo momento c'è qualche categoria che riesce a lavorare, tipo non so, chi lavora in studio di registrazione o chi fa lo speaker radiofonico, chi presta la voce per gli spot, oppure chi fa le esibizioni per gli streaming, diciamo. E quindi per quelli continuiamo a fare il servizio normale. Però il grosso del servizio che facciamo in questi mesi è quello di rappresentanza dei lavoratori, dei nostri lavoratori e in generale dei lavoratori dello spettacolo, sia come cooperativa sia facenti parte il coordinamento Stage, per esempio, che è un coordinamento nazionale di varie realtà del settore che rappresenta circa 50.000 tra partite IVA e lavoratori in tutta Italia, e con i quali portiamo avanti le istanze per la tutela dei lavoratori dello spettacolo e anche per le aziende che lavorano nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento. E in questo caso mi sono trovato anche in situazioni che non avrei mai pensato di trovarmi in udienza al Senato piuttosto che in udienza alla Commissione Cultura Nazionale con tutti
gli assessori alla cultura d'Italia, delle regioni d'Italia, quindi situazioni anche veramente grandi dove ho avuto la possibilità di portare le problematiche dei nostri soci e dei lavoratori dello spettacolo in generale. Ti interrompo un attimo, quanto difficile è farsi ascoltare dalle istituzioni? Ovviamente, come dicevi prima tu, cercando di promuovere maggiormente l'emersione del lavoro sommerso avremo un peso sicuramente molto, molto più pesante. Certo. Mentre all'inizio del percorso, all'inizio delle problematiche, noi eravamo visti come quelli che, cito testualmente il presidente Conte, fanno divertire, quindi come quelli che gli diamo una mano, un contentino. Adesso pian piano è stato mosso sia per la questione dei tanti coordinamenti che sono nati e che rappresentano veramente tantissime realtà, diversi coordinamenti insomma nazionali, che quindi ci siamo fatti sentire con vari contatti politici. Ci sono diversi interlocutori che stanno cercando di portare avanti delle proposte di riforma o di legge per il nostro settore. Con questi noi interloquiamo per vedere le proposte che pongono e per dare dei correttivi. Un grosso lavoro che stiamo facendo e che ci impegna tantissimo è quello di informazione per i soci, sia a livello di situazioni ad esempio in cui si può o non si può lavorare, quando ci sono le limitazioni. Non parlo di adesso che sono più pesanti, ma fino a qualche mese fa dare le informazioni ai soci su quando potevano fare e che cosa potevano fare e come dovevano farlo a livello di sicurezza. A livello di decreti, come i decreti usciti negli ultimi giorni per le indennità Covid dedicate ai lavoratori dello spettacolo, diamo istruzioni su chi rientra, chi non rientra e come fare le richieste. Quindi date anche un servizio di informazione molto molto importante in questo momento che, passami il termine, l'informazione è un po' una giungla, non me ne vogliano i giornalisti o i media, però è vero, si fa tanta fatica a capire quello che è giusto, quello che si può fare o quello che non si può fare. Quindi grazie ad esibirsi, parlo per gli operatori dello spettacolo, c'è la possibilità di informarsi veramente come si deve fare, anche perché si rischiano multe, quindi non è assolutamente il caso. Una domanda sullo spettacolo: secondo te quando ripartiremo? Cambierà qualcosa secondo te? Fin dall'inizio ho avuto un pensiero ottimista, nel senso che tutto sto periodo di attesa in cui la gente non può più vivere lo stare insieme sta creando un'attesa, sai, un po' come quando promuovi un evento, che più fai crescere l'attesa più l'evento riesce bene. Quando riusciremo a ripartire a pieno regime rivivremo i bei tempi degli anni 90 almeno per un anno, perché la gente ha proprio voglia di uscire, di stare insieme e di ascoltarsi un concerto, andare a ballare, quindi la voglia secondo me c'è. È vero anche che tante realtà, tanti locali avranno difficoltà a riaprire, perché un periodo così lungo senza fatturare o fatturando poco sicuramente avrà ripercussioni pesanti a livello economico su quel tipo di attività. Su quello del riscontro del pubblico sono ottimista, diciamo, sotto quell'aspetto lì. Non so dare i tempi purtroppo di quando si potrà ripartire, spero come tutti quanti voi il prima possibile. Beh, questo nessuno lo può sapere. Si parlava che qualche attività, qualche azienda addirittura non potrà neanche più riaprire, nonostante siano arrivati anche dei fondi da parte dello Stato per sostenere ovviamente il mancato incasso. A proposito di decreti e di fondi spettacolo. Sì, da qualche giorno c'è la possibilità di fare la richiesta per il decreto ristori, che prevede 1.000 euro di indennità per i lavoratori dello spettacolo con determinati requisiti, che adesso non mi dilungo. Comunque sono le solite 7 giornate lavorative minime dal 1 gennaio 2019 fino al 29 ottobre 2020, con un reddito inferiore a 35.000 euro, oppure con 30 giornate lavorative sempre nello stesso periodo con un reddito inferiore ai 50.000 euro. Appunto nel sito dell'INPS adesso è possibile fare la richiesta. Contemporaneamente il 1 di dicembre è uscito il decreto ristori quater e sempre prevede altri 1.000 euro, quindi va ad aggiungersi, non è a sostituirsi come mi hanno chiesto in diversi negli ultimi giorni. E quindi sono altri 1.000 euro. In entrambi i casi la domanda deve farla solo chi non aveva fatto ancora domanda o ottenuto le indennità precedenti. Chi deve richiedere il decreto ristori non dovrà richiedere il decreto ristori quater, perché appunto è automatico per chi riceve le prime indennità. Certo. Esatto. Nel decreto ristori quater ancora è cambiato il tempo di riferimento, quindi le giornate lavorative minime non sono più dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre ma al 1 dicembre 2020. Quella è la modifica principale, diciamo. Poi ci sono altri dettagli che trovate su esibirsi.it/blog, dove facciamo articoli semplificati, diciamo,
per spiegare cosa dicono i decreti e come fare le richieste. Poi è uscito un fondo emergenza spettacolo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il MIBACT, che prevede la possibilità di fare richieste per gli eventi e gli ingaggi che sono saltati. Ovviamente questi ingaggi devono essere stati contrattualizzati o deve esserci comunque una prova dell'esistenza di questi ingaggi che sono saltati e viene prevista una forma di risarcimento, diciamo, per i lavoratori. Questo viene fatto all'interno del sito del Ministero. In questo caso la domanda del fondo spettacolo lo possono fare tutte le figure che hanno contrattualizzato prima lo spettacolo che poi è stato annullato. Vuole dire agenzie di spettacolo, ma anche artisti individuali. Anche artisti individuali che avevano previsto, per esempio, avevano una data in un locale, c'era già la locandina fuori o la pubblicità e il programma all'interno del sito del locale, sono saltati perché il decreto ha deciso di chiudere e quindi non si sono più potuti tenere. Per comprovare l'esistenza dell'ingaggio può bastare anche la pubblicità o può essere un'autocertificazione del committente che dichiara sì, io l'avevo ingaggiato per quella data ma poi è saltata. Abbiamo fatto bene a dirlo perché molti musicisti, DJ, semplicemente sulla parola si accordano con il proprietario perché hanno un rapporto che va avanti da tanto tempo, quindi non c'è un contratto scritto ma c'è la pubblicità, cioè esiste la pubblicità. Sì, ma poi comunque questo è importante. Esatto, poi appunto puoi farti fare un'autocertificazione dal committente, quindi dal gestore del locale che autocertifica questa cosa. E mi raccomando, la scadenza per quel tipo di richiesta è il 12 di dicembre alle ore 16. Guardate la precisione di Giuliano Biasini, è una cosa disarmante, è un aspetto incredibile. Noi ti facciamo i complimenti. Posso dire una cosa su quello che abbiamo appena detto? Amici è un discorso, lavoro è un altro. Anche se siete amici del titolare del locale, fate far lo stesso il contratto come prassi, perché è una prassi professionale. Mi correggi, dico bene, dico sbagliato? No, è vero. No, corretto. Guarda, abbiamo fatto una diretta con l'amico che è il nostro legale, l'avvocato Giovanni Albanese, dove abbiamo parlato anche di recupero crediti, no? Certo. E lui diceva, la prima cosa in assoluto è se avete un buon contratto siete molto più tranquilli. È vero che vale anche il contratto verbale, però il contratto scritto ovviamente è il contratto scritto. Carta canta, si suol dire. Esatto. Canta. Bene, allora siamo in chiusura. Prima di chiudere parliamo anche dell'aspetto della sicurezza all'interno degli ambienti del mondo dello spettacolo. Sì, ci tengo a citare una ricerca che è stata fatta dall'associazione Agis e che ha preso in considerazione un certo numero di spettacoli svoltisi in teatro durante il periodo in cui si è potuto ritornare nei teatri, comunque nel periodo pandemico, dove è emerso che su tutti quanti gli spettacoli teatrali è emerso un unico caso di positività, e questo era stato diramata come notizia per far presente insomma il livello di sicurezza che c'è all'interno degli spettacoli, su chi organizza gli spettacoli. Stessa cosa si può dire per chi organizza i concerti, dove c'era l'obbligatorietà di mantenere i posti distanziati, l'accesso regolato in un certo modo. Negli stessi locali dove si fanno i concerti o l'intrattenimento musicale c'erano delle linee guida da seguire e che garantivano assolutamente la sicurezza sia per i lavoratori dello spettacolo sia per il pubblico. E noi come cooperativa, insieme anche al coordinamento stage e l'avvocato Claudia Barcellona, siamo stati i primi in Italia a redigere il protocollo Covid-19, prendendo tutte le linee guida ministeriali, prendendo solo quelle relative al settore, diciamo, o che potevano essere calate nel settore, facendo un estratto, quindi un protocollo dedicato ai lavoratori dello spettacolo, dove spiegavamo come fare qualunque tipo di attività di spettacolo consentita, ovviamente, in piena sicurezza, e in piena sicurezza anche in caso di controlli. Faccio un esempio. Il karaoke, se te lo dico così, il primo pensiero è: il karaoke, ti passi il microfono, è impossibile che possa essere fatto in sicurezza. In realtà c'è nel protocollo era spiegato come farlo in sicurezza, e anche a seguito di controlli da parte delle forze dell'ordine a un paio dei nostri soci che hanno applicato il nostro protocollo, hanno ricevuto anche il verbale positivo e hanno ricevuto anche i complimenti di chi ha fatto i controlli, perché si può fare in sicurezza. Sostituisci il microfono, igienizzi quello che hai sostituito nel frattempo, gli metti la copertura, chi canta sta seduto, non devi alzarti, mantieni le distanze, e queste sono le prescrizioni che erano date dal governo. Noi le abbiamo semplicemente messe in fila e spiegate un attimino su come applicarle nella nostra attività. Quindi le cose, tutto quello che è spettacolo, fino a un certo punto ovviamente, si può fare in piena sicurezza per tutti, compreso il pubblico. Ovvio che il ballo o per esempio le discoteche, che è un ambiente a noi comunque caro, lo sai, e quello è difficile anche per il gestore. Sono stati
demonizzati alcuni gestori, però obiettivamente mantenere il rispetto di certi protocolli dati dal governo in una situazione come quella di una discoteca è veramente difficilissimo. Diciamo che per quanto, anzi, se è difficile gestire una massa di gente che va a farsi la camminata al mare la domenica, esatto, figurarsi gestire una massa che va in discoteca. Bene, noi siamo arrivati alla fine, abbiamo concluso con una buona nota, perché alla fine abbiamo dimostrato dalle tue parole che il settore del mondo dello spettacolo, parlo degli organizzatori, si è comportato bene fondamentalmente, anche se ne sta pagando il prezzo, uno dei prezzi più grandi. Speriamo che questo finisca subito, perché abbiamo voglia di ritornare ad emozionarsi con la musica e con lo spettacolo in generale. Giuliano, noi ti facciamo tantissimi auguri, grazie di essere stato qua in Radio Guest, anche perché in Radio Guest hai dato una nota nuova di informazione che prima ovviamente non davamo, quindi grazie a te abbiamo potuto dare anche un'informazione agli operatori dello spettacolo, per questo ti ringrazio. Grazie mille a te Igor, e grazie a tutti i video ascoltatori e ascoltatori. Grazie mille.